Intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Roma Capitale. Inizio come sempre dai miei ringraziamenti. Il primo è proprio alla nostra città che in maniera del tutto gratuita e disinteressata ha offerto per questo evento la sala, forse una delle sale più importanti, soprattutto per chi non è di Roma, pare che sappiate, una delle sale più importanti del Campidoglio, e naturalmente ha saputo anche garantire la sensibilità che in qualche modo ci fa tutti maggioranza, la presenza del nostro assessore alle politiche sociali Rita Pupini e la presenza dell'assessore alla formazione al lavoro che ci sta raggiungendo Daniele Ottimo. Una sensibilità che è largamente condivisa all'interno dell'aula consigliare. Siamo stati più volte protagonisti per una battaglia anche generale sulle politiche sociali e quindi è un impegno che oggi noi ribadiamo dando in qualche modo una degna e dignitosa ospitalità alla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e al Sindacato Domina, che ha accettato, diciamo così, la sfida del confronto su un tema abbastanza attuale. Perché diciamo un tema abbastanza attuale? Perché il nostro paese, con 1,5 milioni di badanti, così vengono diciamo comunemente chiamate le assistenti familiari, è il paese tra i paesi europei che maggiormente diciamo, è interessato dal fenomeno. È un fenomeno praticamente importante che in Italia assume in qualche modo un rilievo maggiore non solo perché noi abbiamo diciamo, un'insufficienza cronica dei posti delle RSA, siamo al di sotto della media europea, ma anche perché a livello di prestazioni domiciliari anche qui registriamo un gap in negativo rispetto diciamo, a quella che è la media europea. Il fenomeno quindi che una volta interessava solo la terza età e quindi la badante veniva facilmente associata all'ultimo periodo diciamo, della vita dei cittadini e quindi come figura di accompagnamento negli ultimi anni, in realtà il fenomeno dell'assistenza familiare è via via andato diffondendosi anche tra la popolazione con disabilità. È chiaro che trattandosi di un fenomeno che è sociosanitario, legato per molta parte ad aspetti demografici e introduce anche delle novità culturali, come amministratori non ci siamo sentiti di tirarci indietro quando la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap ha proposto diciamo, un momento di confronto su questo. Perché siamo interessati? Siamo interessati perché quello che noi vediamo dall'altra parte è a volte un personale che non si riesce molte volte a mettere in regola, un po' per mancanza di strumenti, un po' per mancanza di conoscenza degli strumenti giuridici che si hanno a disposizione. Questo pone un tema per noi amministratori di rispetto della legalità, di sicurezze previdenziali per il lavoratore e soprattutto anche un tema di sicurezza familiare. Non sempre troviamo anche operatori preparati o comunque all'altezza anche di quella flessibilità e capacità anche di interpretare i propri bisogni che ormai caratterizza il mondo della disabilità. Rispetto a qualche anno fa la disabilità ha per fortuna subito un'evoluzione tale per cui oggi i nostri cittadini con disabilità conoscono molto bene i loro diritti, i loro doveri e sono anche in grado diciamo così, di esercitare richieste abbastanza pressanti sulla qualità anche dell'intervento sulla propria vita indipendente. E quindi come si devono orientare le famiglie, come si devono orientare tutti quei cittadini con disabilità che chiedono nella propria casa un assistente familiare e chiedono anche una griglia a cui potersi in qualche modo all'interno del quale potersi anche orientare per una regolarizzazione dell'assistente e per una qualità dell'assistenza stessa. Quindi è un fenomeno, diciamo così, che investe, abbiamo detto, le persone disabili, ma che oggi appunto chiede in qualche modo di prevedere anche tutte quelle clausole che in qualche modo danno garanzia sullo strumento che oggi vogliamo collettivizzare. Non sono ancora previste nel contratto nazionale collettivo di lavoro domestico le esigenze che sono emerse dagli ambiti della disabilità e per questo diciamo così riteniamo importante questo momento che salutiamo. Lo riteniamo importante perché per la prima volta a Roma e quindi anche nella capitale del paese dando anche un rilievo all'incontro di oggi, che non è solo l'incontro seminariale, ma vuole anche essere un momento in cui si danno effettivamente in mano degli strumenti a cittadini che vivono uno svantaggio e che negli svantaggi della spesa pubblica, dei tagli che caratterizzano le politiche sociali e delle difficoltà anche politiche che viviamo in questo momento si sono auto-organizzati e quindi questa auto-organizzazione un buon amministratore la raccoglie e tenta di metterla a beneficio dei
sempre il ruolo della Federazione Italiana per il Superamento dell'Etica, che partendo dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici del 2001, ha creato oggi le condizioni per un dibattito, ma soprattutto per un utile confronto. Perché dico utile confronto? Perché a Roma i numeri sono enormi e noi ce lo dobbiamo ricordare. Quando facciamo iniziative nella città di Roma, noi non facciamo, diciamo così, iniziative che tengono conto di numeri bassi, qui i numeri sono altissimi e quando la sfida arriva nella capitale, la sfida assume un valore abbastanza consistente, quindi anche un impegno abbastanza consistente da parte di chi sta dall'altra parte della barricata e fa politica. A Roma ci sono 250.000 anziani, tra persone con più di 65 anni, la metà sono donne per l'oppressore, abbiamo il tema della non sufficienza, 107.000 persone non autosufficienti, 80.000 disabili. Voi capite che regolarizzare la figura dell'assistente familiare o comunque creare le condizioni per aiuterebbe anche il sistema romano ad offrire qualche strumento in più. Noi siamo in un momento storico, lo dirà meglio di me, diciamo l'assessore Cutini, in cui stiamo ripensando l'intero sistema dell'assistenza domiciliare a fronte di investimenti che sono sempre più scarsi e a fronte anche di politiche nazionali che vedono depauperare quello che una volta noi consideravamo diritti acquisiti o inalienabili. In realtà vediamo che anche i fondi dedicati alle nostre politiche vengono via via impoveriti. Tutto questo naturalmente non aiuta neanche il patto di stabilità che noi più volte con forza anche nell'area Giulio Cesare abbiamo chiesto di in qualche modo liberare le politiche sociali dal patto di stabilità, perché si può essere severi, si può essere diciamo in qualche modo ligi alle regole, però noi crediamo che proprio perché il welfare per noi è un investimento che porre il patto di stabilità su quelle risorse impoverisca un po' tutta la nostra città. Quindi accolgo con piacere l'iniziativa che voi oggi proponete, sottolineando però che è sempre più necessaria a livello nazionale, diciamo, avere la certezza di un fondo per la non autosufficienza, perché poi questi strumenti hanno un senso se ci sono anche denari dedicati alla Regione Toscana, sperimentato l'altra settimana, ha dato via a una sperimentazione per dei voucher nei confronti degli assistenti familiari, come ormai nel nostro paese è sempre più utile, sempre più urgente una legge di non autosufficienza che tuteli anche chi ha desiderio di assistenza familiare. Vado a concludere chiedendo a tutti voi di fare una riflessione su quello che può fare il Comune di Roma. Il Comune di Roma è il Comune della capitale, quindi io penso che il primo passo, quindi la prima azione che viene richiesta dagli amministratori di Roma è quello di agire culturalmente sul governo perché questo tema venga a galla e venga a galla con tutto il rispetto e anche la revisione che gli è dovuta. E poi naturalmente anche un'azione di tipo pratica, perché constatata la disponibilità sia del sindacato Domina che della Federazione Italiana per il Superamento dell'Etica a istruire e quindi a formare anche il nostro personale capitolino, io credo che bisogna in qualche modo anche cogliere le opportunità di una consulenza data per il benessere di tutti e che in qualche modo può farci recuperare quello che di più prezioso abbiamo perso in questi anni, cioè la capacità di fare rete e quindi la capacità di avere amministrazioni aperte al cambiamento, associazioni a tutela dei diritti dei disabili aperte al cambiamento, sindacati che siano capaci anche di cogliere i cambiamenti del mercato, perché il cambiamento ci fa meno paura se siamo capaci in qualche modo di prenderlo per mano tutti quanti, fare ognuno per la propria parte un passo indietro e ricreare quei nuovi modelli che possono essere utili ad un'evoluzione che per fortuna c'è stata nel mondo della